E quanta gente ci sta? Buongiorno a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora dobbiamo dire che stamattina i colleghi di Libero hanno peccato di ottimismo. E sì, perché raccontando quella che è la commedia veramente umana e antropologica della flotilla pronta a salpare per forzare il blocco navale di Israele, ha titolato giustamente Libero l'intifada sullo yacht, perché all'interno di questo orizzonte siamo, ma è stato ancora troppo ottimista perché è evidente che bisogna parlare direttamente di intifada chic, non radical chic, perché di radical non c'è nulla, cioè almeno quella, come dire, fermezza radical delle proprie convinzioni non c'è, è solo un'intifada chic, e l'intifada chic prevede giustamente che il cielo sia terso perché il selfie deve venire bene, che non ci si possa bagnare per essere poi anche magari spettinati, scarmigliati nei capelli, che non ci debbano essere tuoni o maltempo che può turbare anche psicologicamente i convenuti. Insomma, l'intifada chic prevede delle condizioni di benessere anche meteorologico. Perché diciamo questo? Perché la notizia di pochi minuti fa è che la mitologica flotilla che, ripetiamo, dovrebbe forzare il blocco navale della Marina di Israele, uno degli stati più avanzati da un punto di vista tecnologico e militare, salpata da Barcellona con ovviamente alla testa la talebana, una volta Green, ora praticamente solo talebana Greta Thunberg, ha fatto retromarcia perché c'era pioggia, vento e c'era maltempo. Ragazzi, non è che questi possono rischiare di bagnarsi, cioè sì, devono forzare il blocco di Israele, quella è una stupidata, ma bagnarsi diventa no, poi insomma il vento è particolarmente fastidioso e quindi sono rientrati in porto. Come da comunicato ufficiale, a causa delle condizioni meteorologiche pericolose, questi vorrebbero forzare il blocco militare di Israele, non ce la faccio, non riesco quasi ad andare avanti. A causa delle condizioni meteorologiche pericolose abbiamo effettuato una prova in mare, poi siamo tornati in porto per far passare il temporale. Magari hanno stappato nel frattempo un prosecco, uno champagne, si addice di più, scusiamo, all'intifada chic, uno champagne o una spaghettata tra di loro come quella documentata appunto oggi da Libero. Ciò ha comportato un ritardo della nostra partenza per evitare di correre rischi. Evitare di correre rischi sono sempre quelli che vogliono forzare il blocco militare israeliano. E a corollario di questa scena già irresistibile da un punto di vista della comicità, ci sono alcuni dettagli che dettagli non sono. Per esempio il nome dell'operazione, il nome arabo dell'operazione, perché ovviamente sono tutti occidentali che odiano l'Occidente, quindi la loro operazione l'hanno chiamata Sumud, termine arabo che indica, non ce la faccio davvero oggi, resilienza, perseveranza, fermezza. Resilienza, perseveranza, fermezza. 2 gocce sono tornati indietro. Eppure la partenza era stata celebrata, per esempio, da tutte le gazzette work di riferimento con toni altisonanti. Abbiamo preso solo a titolo d'esempio, per particolare fervore, diciamo, filo flotilla, il titolo di Repubblica: Global Sumud Flotilla, l'emozionante partenza di Greta Thunberg e degli altri attivisti. È emozionante che quando partono imprese epiche di questo genere ci si emoziona, no? Quando si va con fermezza e perseveranza, come da nome arabo, a violare il blocco militare israeliano, ci si emoziona. Poi, per carità, può capitare che piova e ovviamente lo scenario cambia. Ora potremmo andare nei contenuti e riferirvi alcune delle tesi deliranti che per esempio Greta ha indicato come piattaforma, no, di questa missione. Per esempio la questione riguarda come le persone vengono deliberatamente private dei mezzi di sussistenza più elementari. Ha ragione, quindi una missione contro Hamas, ci viene da dire, no, ma tutte le dichiarazioni sono all'insegna dello strabismo valoriale, volenti o no, di fatto filo Hamas, ma qui siamo già nel contenuto, no? Invece noi siamo ben prima e ben sopra il contenuto, siamo in piena commedia dell'arte. La flotilla battezzata Sumud, che doveva violare l'embargo navale di Israele, è tornata indietro. Causa maltempo. Grazie a tutti, a domani. Tra un manifesto e lo specchio
Avete ascoltato Liberamente.